Sono chiusi qui da 2 giorni un casolare in via Altini a 17 profughi, donne e bambini, la cui gestione è stata affidata alla cooperativa Codes, letteralmente barricati, nessuno li ha mai visti uscire. Mai visti uscire? No, non l'ho visto. Cosa ne pensa? Cosa ne penso? Che ci sono i poveracci che sono a mezzo una strada, arrivano i profughi e gli danno aiuto, casa e tutto, questo dico. E noi italiani siamo a mezzo una strada. Cerchiamo casa, incontriamo un cittadino di Bonisiolo che ha contattato proprio Rete Veneta, conosce la nostra emittente attraverso la nostra Mirella Tuzzato per essere aiutato. È padre di 2 bambine ed è senza lavoro. Io al momento mi stanno buttando fuori di casa che ho lo spratto. E loro arrivano, vedi, ci danno una casa, stanno bene. E sono stati proprio i residenti di Bonisiolo, allarmati, ad avvisare il sindaco quando hanno visto dei tecnici al lavoro che stavano sistemando questo edificio che fino a ieri era rimasto in disuso. Il comune sta affrontando l'emergenza abitativa per i cittadini. Un altro arrivo non potrebbe essere supportato dalle strutture comunali. Per poter intervenire veramente è necessario conoscere. Gli stessi cittadini non erano stati informati ed ora non sanno quale sarà il destino di questi profughi.